Operazione Husky, 80 anni dallo sbarco degli americani in Sicilia per liberare l'Italia. Oggi una serie di iniziative che state organizzando insieme ad altre associazioni, diciamo, del settore. Ce ne parli, Presidente? Sì, l'Associazione Bersaglieri Agrigento già dall'anno scorso aveva pensato di commemorare degnamente l'80° dello sbarco. A tale scopo abbiamo coinvolto in questa operazione tutte le associazioni d'Arma e le associazioni culturali della zona. Abbiamo scelto come sede operativa di questo comitato il Circolo Culturale Empedocleo, gentilmente messoci a disposizione dal valente presidente del circolo, Giuseppe Adamo, che oltre a essere presidente del circolo, ci tengo a precisare che è un bersagliere. E uso non sbaglio il tempo del verbo, perché noi bersaglieri siamo sempre bersaglieri. Non esiste l'ex bersagliere. Il bersagliere esiste, il bersagliere in congedo. Parliamo in dettaglio di quali iniziative farete ad Agrigento. Sì, le iniziative che faremo ad Agrigento sono abbastanza complesse. Inizia il 12 luglio alle ore 10 con una sfilata dei mezzi militari originali. Dove, Presidente? Il percorso è previsto per la viale della Vittoria e via Atenea. Perfetto. Sfileranno del jeep d'epoca con divise dell'epoca. E alle ore 18 ci sarà la commemorazione ai caduti, per il bombardamento al Circolo Empedocleo. Il giorno 13, il giorno successivo, alle ore 17:30 ci sarà una solenne deposizione della corona al monumento dei caduti per ricordare i caduti di tutte le guerre e successivamente alle 18 ci trasferiremo al museo archeologico per l'inaugurazione di una mostra di cimeli, modellini inerenti allo sbarco. In quell'occasione si commemorerà anche il maggiore Guido Moccia, che è una medaglia. Lui non è caduto vittima, però è stato gravemente ferito e ha ricevuto per questo suo atto di eroismo una medaglia d'oro al valor militare. Commemoreremo questo eroe e alla presenza di una parente che viene appositamente dal Lazio. Il giorno 17 alle 17:30 ci sarà nell'atrio del municipio l'inaugurazione di un'elica. Si tratta di un'elica di un bombardiere italiano che è stato recentemente ripescato da sommozzatori nelle acque antistanti alle coste agrigentine. A seguire ci sarà una conferenza sulla battaglia di Agrigento. Anche lì ci saranno testimonianze e parenti di vittime della battaglia. Questo è quanto. Noi speriamo con questa nostra attività, con questa commemorazione, di tenere sveglio il ricordo degli agrigentini, che a me sembra, spero di sbagliarmi, che abbiano con troppa facilità dimenticato quello che è stata la battaglia di Agrigento, che è stata abbastanza cruenta e combattuta, perché se consideriamo che i potenti mezzi delle forze alleate che hanno sbarcato nella costa tra Licata e Gela hanno dovuto, per percorrere i pochi chilometri che separano Licata da Agrigento, 6 giorni. La battaglia è stata dura e cruenta. Devo dire che tutte le forze armate presenti si sono comportate in maniera eroica e i bersaglieri hanno avuto un tributo di vittime abbastanza importante. Noi ci teniamo a ricordare, ogni anno ricorderemo questo evento.